Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Telespettatori di Gold 78, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto spazio di Penalty Play, tutti i pomeriggi tra le 14:30 e le 15:30 per raccontare il calcio siciliano, quello chiaramente professionistico ma anche quello dilettantistico, anche se ormai come tutti ben sanno, soprattutto nel mondo del calcio dilettantistico, tutto si è fermato, i campionati sono appunto finiti già da qualche settimana. Colgo l'occasione per ricordare che domenica alle ore 22 proprio su Gold 78 andrà in onda la cerimonia Penalty Awards che si è svolta giorno 1 presso l'auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Sarà una puntata speciale proprio perché insomma avrete modo di vedere tutte le premiazioni di questa quinta edizione del premio più ambito del calcio dilettantistico. Non si sono invece ancora conclusi, perché siamo in una fase nazionale, i campionati per quanto riguarda il gruppo allievi e giovanissimi regionali e anche la juniores regionale. Parliamo soprattutto del Canicattì che proprio domenica giocherà il ritorno della semifinale nazionale contro il Tor di Quinto. Sarà una puntata ricca, vado subito chiaramente a salutare il nostro consueto ospite del martedì, Salvo Pappalardo. Ben trovato Salvo. Buonasera a tutti e ultima puntata con grandi prospettive. Addirittura, beh, effettivamente le prospettive sono tante perché oggi oltre al calcio giovanile, allievi e giovanissimi, nonché soprattutto la juniores nazionale per quanto riguarda la squadra del Canicattì, ma anche parleremo di calcio femminile. E allora quando parliamo di calcio femminile dobbiamo parlare con una leggenda, colui che insomma per tanti anni, ben 9, ha guidato addirittura il Gravina in Serie A. Parliamo di Armando Drago che saluto subito. Ciao Armando, ben trovato. Buonasera a tutti. 9 anni di Serie A con il Gravina, la storia del calcio femminile a Catania. Eh sì, è stato diciamo dopo la Jolly Componibile è stata la realtà del calcio femminile in Sicilia. È un po' cambiato, vero? Quel tipo di calcio con quello attuale che stai vivendo adesso con l'Acese calcio femminile? Beh, sono cambiati diciamo gli attori, perché quelli erano professionisti. Quindi sono anche cambiati gli impegni economici probabilmente. C'è sì, più business. C'è più business, ci sono meno spese, però come è andata quest'anno, come gli altri anni, abbastanza bene. Ti puoi ritenere per soddisfatto? Le ragazze, soddisfatto. Ogni anno ho avuto un presidente nuovo, l'ultimo di quest'anno che è Rosario Maugeri, anche lui una vecchia volpe del calcio femminile, perché è stato promosso addirittura 2 anni fa in Serie A, che poi non ha fatto, e ha fatto la Serie B senza perdere manco una partita. Addirittura, quindi insomma Quindi, uno che il calcio femminile lo conosce molto bene. Sono d'accordo sul discorso che oggi come oggi per affrontare, per dire se noi altri, se il Presidente vorrebbe affrontare o l'interregionale, quello che hanno messo quest'anno. Ecco perché sottolineiamo che voi avete vinto l'ennesimo campionato, quello di Serie C quest'anno, che vi permette la prossima stagione... Scusa, non è che l'abbiamo vinto, ci siamo classificati secondi e possiamo entrare... Acquisite il diritto di partecipare o all'interregionale che è una nuova categoria o alla Serie B. Ma questo non dipende
né da me né dalle Certo, ragazze. dipende da quelli che sono i progetti anche economici di Bravo, Maugeri. bravo, Di Maugeri. Ma a proposito di calcio femminile, Salvo, ma nella tua enciclopedia del calcio che verrà pubblicata, se insomma tutto va per il verso giusto, entro la fine dell'anno, ma del calcio femminile, soprattutto della famosa Jolly Componibili, tu ne hai parlato oppure lo hai messo da parte? Il calcio femminile. Il calcio femminile è sempre stato molto interessante. Gli albori sono stati quelli della UPIM, del famoso, dell'amico mio carissimo, che fu Aldo Chiappini, il quale creò una squadra proprio tutta sua, Ares Sport. Poi la Jolly Componibile. È vero, e mi poi- ricordo questo particolare, me lo ricordo pure io. Sì, ma sai perché? Sai perché? Perché veniva pubblicato non solo dalla Sicilia con Rosario D'Alessandro e Franz La Iacona, ma veniva pubblicato su Sportivissimo. Sì. Non dimentichiamoci del grande Sportivissimo. Sì, era un giornale che veniva pubblicato nella provincia catanese e non solo, che seguiva appunto da vicino il calcio dilettantistico e il calcio femminile, perché chiaramente a quell'epoca non esisteva internet, quindi reperire materiale per poter vedere delle informazioni riguardanti i campionati era molto difficile. Non erano facili perché neanche la Federazione Italiana Gioco Calcio si occupava È vero. dei campionati femminili. È vero, Era, è vero. vorrei Dice- ricordare che fu Saro Bonaccorso con Franco Anastasi, Pippo Suriani che crearono quella famosa aggregazione di arbitri indipendenti che arbitravano nelle partite di calcio femminile. Quando Salvo- E vorrei ricordare l'ultima cosa, vai. prima che me lo dimentico. Fischietto d'argento Saro Bonaccorso e premio internazionale a Franco Anastasi che ha arbitrato le partite dell'Italia. È vero, è Sì, vero, sì, è vero. ed erano- Ricordi bene, però no? Io ricordo anche che il discorso di Aldo Chiappini è stato colui il quale, diciamo, ha dato una pubblicità iniziale, ma poi è cominciato prima con la Jolly Componibile, perché tutta Italia Tutta Italia ne parlava di questo perché fenomeno. aveva anche allora il buon presidente Cudispoti sempre prendeva ragazze come la Roseralli e altri venivano da Nomi importanti nomi all'epoca, importanti anche certo. dalla Sicilia sono vero. uscite ragazze che oggi potevano benissimo essere Insomma, rappresentate. gli argomenti oggi non mancheranno sicuramente: calcio giovanile, calcio femminile, scopriremo anche quali possono essere i progetti di questa Acese appunto calcio femminile, che pur arrivando seconda ha acquisito il diritto di partecipare ad un campionato di categoria superiore, ma non sappiamo se poi alla fine appunto la società sceglierà di rimanere in Serie C oppure di tentare un'altra ennesima probabile a questo punto promozione. Ragazze, voglio dire. Se le ragazze, ho detto ragazzi, ah sì, bene, contatti per insomma visualizzare il marchio penalty, allora 328 5358 101 per i vostri messaggi WhatsApp e poi format tv penaltyplay@tiscali.it, l'indirizzo email. Vi voglio anche ricordare che in questo momento siamo anche in diretta live sulla pagina Facebook Penalty Live. Prima di parlare di calcio giovanile, di calcio femminile, subito alla schermata dei playoff, perché io colgo sempre l'occasione, avendo i nostri ospiti qui, per parlare chiaramente del Catania che andrà a giocarsi questa partita importantissima mercoledì a Siena, la prima partita di semifinale. Come avete già ampiamente saputo, i risultati sono già molto noti, un Catania che ha battuto il Feral Pisalò 2-0 e questo ha permesso appunto alla squadra di Lucarelli di disputare la semifinale giorno 6, mercoledì alle 20:30 proprio contro la Robur Siena, mentre l'altra partita sarà tra Sud Tirol e Cosenza. Armando, che partita sarà secondo te quella col Siena? Sarà una partita difficile, credo, perché insomma è sempre una semifinale, quindi insomma seppur andata e ritorno è sempre un terno all'otto. Ma io sono sempre, forse dalla piccola esperienza, che quando uno va a giocarsi i playoff o i playout è sempre un terno all'otto. Però voglio dire questo, noi non abbiamo una squadra, né può essere il Siena né il Catania, ammazza grandi, ammazza squadre, perché lo ha dimostrato il nostro campionato, io parlo del Catania, perché il Catania non doveva mai e poi mai, se fosse stata, certo ci sono nel calcio
miriadi di cose, giusto? Certo. Ma il Catania doveva vincere questo campionato minimo, non voglio essere proprio... Beh, fattori che hanno un po' cambiato poi alla fine il percorso. Sì, ma tutte le partite in casa che ha perso... E lì probabilmente hanno perso i punti importanti ecco, che non hanno più permesso alla Quindi squadra ora di tutte vincere queste il campionato. cose, le formazioni, come gioca... Lascia il tempo che trova. Sono tutte cose che... Ma vedremo. Salvo, tu invece cosa pensi di questo scontro contro la Robur Siena? Sarà una partita tatticamente anche impegnativa per la squadra di Lucarelli che fuori casa, insomma, un po' soffre, anche un po' troppo direi. Beh, intanto vorrei segnalare ancora una volta, ove ci fosse bisogno, che tifosi a Salò, niente. Sì. Tifosi a Siena, niente. Questo mi sembra ingiusto. Poi, come dice il mister, può succedere di tutto. Possiamo vincere anche 5-0 e perdere 4-1, per dire. Tra l'altro non si riesce a capire questo discorso dei tifosi, tenendo presente che nell'ultima partita tra Siena e Reggiana, insomma, scontri, invasione di campo, solo multe e basta, senza esclusione anche dei tifosi da parte, appunto, in questo caso del Siena. Quest'anno, grazie a Dio, non è successo niente col Catania Calcio. Tifosi eccezionali dappertutto. Abbiamo preso 5-0 col Monopoli. I tifosi sono tornati in ordine e seri, senza nulla dire, senza invasione di campo. Non si riesce a capire. Sono misteri della FIGC. Sono misteri, ma non Armando. solo dalla FIGC, ma guarda che molti addetti ai lavori, mi riferisco alla sicurezza, quindi questori, prefetti, queste cose qua, come fanno loro ad avvallare una città, anche se siamo nel sud, però si deve vedere lo sport, a che punto è stato il Catania, la maturità del Catania. Che poi tra l'altro a questo punto mi sta venendo in mente, e se per caso si va, come noi tutti ci auguriamo, a Pescara, non vorrei che anche Pescara fosse esclusa a questo punto. Cioè uno potrebbe anche pensare... Non credo perché il regolamento prevede una parte dedicata alla squadra A e un'altra parte alla B. Beh, speriamo, molto separato. Però mai dire mai. Non si può chiudere una città allo sport. È vero, Perché chiudere una città allo sport, che poi non è compito della società, se ha il tifoso è il servizio che vuole pubblico seguire, del questore, ecco, che è gestito dal questore. Chi è preposto a una Ma infatti questo sicurezza è un dubbio che ci portiamo, che ci rimarrà sempre sicuramente. Ritorniamo a parlare di calcio parlato. Sentiamo subito l'intervista dell'allenatore del Siena, Michele Mignani, subito dopo la vittoria contro la Reggiana a tempo scaduto su calcio di rigore. E insomma, si sta preparando anche in prospettiva a questo incontro contro il Catania. Sentiamo proprio anche poi nella parte finale dell'intervista un suo parere sul Catania. No, finale particolare, però le partite finiscono, ha dato 7 minuti di recupero, poi li allungati e quindi il merito dei ragazzi è stato crederci fino in fondo e se la sono guadagnata e meritata sul campo. Nel pre-gara, nel pre-partita, come mi sarei aspettato a Reggiana, come è arrivata. Abbiamo deciso di aprire un pochino le punte per cercare di trovare degli spazi dove speravamo di buttare dentro e le punte stesse e i centrocampisti. La palla abbiamo mossa molto bene, soprattutto nella prima parte del primo tempo siamo arrivati diverse volte al cross, non era facile, non è facile perché poi noi abbiamo palesato poi nell'arco del campionato queste difficoltà, però i ragazzi hanno avuto pazienza, sono stati bravi, abbiamo concesso niente alla Reggiana nel primo tempo e pochissimo nel secondo tempo e i gol si fanno anche su palle native, è venuta una palla nativa, siamo ancora più contenti. E poi il finale è meno commentabile sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma va commentato sotto l'aspetto della voglia, della forza di crederci fino in fondo, come del resto immagino avrebbero fatto loro, ma io guardo in casa nostra e sono contentissimo. Andiamo avanti, passiamo il turno a dispetto di chi ci dava per morti. Ma sono contento di entrambi i tempi perché uno gestito in un modo, l'altro gestito nell'altro, ma
La Reggiana ha fatto veramente poco nell'arco delle 2 partite e questo credo che sia un merito che ci va riconosciuto, al di là poi del palleggio e del possesso palla. Credo che se vado a vedere entrambe le partite il Siena non abbia rubato nulla, anzi abbia meritato di passare il turno. Devo essere molto sincero con te, io il rigore non l'ho visto, perché io quando abbiamo preso gol sono sceso e il rigore non l'ho visto, quindi non posso esserti d'aiuto. Credo però, a mio modo onesto di vedere, che nel primo tempo ci fosse una trattenuta importante su Marotta che non è stato fischiato. Il motivo dell'allontanamento è che probabilmente, giustamente a suo modo di vedere, il signor Perotti voleva velocizzare il festeggiamento e io mi sono soffermato ad abbracciare il mio giocatore, lui mi ha chiamato, mi sono girato, gli ho chiesto che cosa c'era, non capivo, pensavo fosse lecito esultare e lui mi ha allontanato. Io sono rimasto male sinceramente perché non mi succede spesso e perché mi è dispiaciuto lasciare la squadra senza un allenatore in panchina, anche se poi tutto il resto dello staff è rimasto. Io penso che il Catania sia una squadra forte. Abbia cominciato il campionato da squadra forte, abbia cominciato il campionato da favorita. Probabilmente adesso è forte anche del fatto che pure lei ha superato il turno, però ce la giochiamo. Io non lo so se è favorito o se non è favorita, ci sono 2 partite, si gioca 11 contro 11, ce la giochiamo alla grande. Ci piace questa definizione da parte dell'allenatore del Siena Mignani. Sono entrambe squadre che giocheranno in 11, quindi se la giocheranno alla pari. Anche se penso che insomma, chi gioca in casa generalmente è leggermente più favorito. Il Catania è fuori casa un po' zoppica, anche se alcune ripartenze, soprattutto quando si è giocato contro il Feral Pisalò, hanno permesso poi alla fine alla squadra anche di giocare un buon calcio. Quindi siamo ottimisti anche e soprattutto in vista di questa trasferta che comunque rimane difficile. Battuta con Armando Drago, se rimane difficile la partita a Siena, bisogna anche pensare che comunque giocando in casa con la spinta a quel punto super importante del tifoso catanese, la finale potrebbe essere a un passo veramente. Ma secondo me il Catania deve fare 2 partite in una partita. La sua partita è la partita dei nervi e di far capire che il Catania è una squadra che deve andare in Serie B. Se lo capisce tutti gli addetti al lavoro, anche se sono al di fuori della società, e soprattutto non dico gli arbitri, perché gli arbitri, secondo me, la nostra esperienza lo può dire. Beh, in molti parlano che comunque la classe arbitrale di questa Lega Pro è molto scadente. La squadra è forte, alla fine la squadra se è forte va avanti. Zitti, sicuramente no, perché proprio sugli arbitri di Lega Pro insomma c'è stata molta polemica, Salvo, nel senso che comunque la qualità tecnica di questo settore arbitrale in Lega Pro non è che sia poi tanto eccelsa. Ma questi sono i risultati di tanti anni di attività. Io mi ricordo una volta, ai tempi di Domenico Tempio, Franco Zuccalà, che per andare in Serie C dovettero arbitrar 500 partite. Oggi certo. Mi pare che si arrivi troppo presto nei professionisti. Però c'è una cosa che prima non c'era. Oggi l'arbitro, per dire, noi possiamo pensare tutto degli arbitri, però gli arbitri oggi sono professionisti, vengono pagati. E quindi vero. Se sbagliano debbono anche pure pagare. Sì, ma loro cercano di sbagliare meno perché non hanno interesse. Certo, questo buon imprenditore, poche parole. Assolutamente. Voglio adesso proporvi l'intervista a Giovanni Dolce, il direttore sportivo della Siena. Giovanni. Nemmeno la penna di un romanziere incallito avrebbe scritto una cosa del genere. Penso che sia per tutti noi, ma anche per voi, per i tifosi, una grande gioia quando vinci una partita con questo finale, te la ricordi nel tempo. Sicuramente è una squadra che ha tante qualità questa, io poi non parlo di cose tecniche perché ci pensa mister Mignani. È una squadra che ha tante qualità questa e stasera, oltre alle qualità che ha sempre messo, una squadra che ha gamba, che ha corsa, che ha tecnica, che ha palleggio, stasera ha messo veramente anche ha messo il cuore. E questo credo sia la cosa più bella, non naturalmente da somma della serata, insieme al risultato. Che è una squadra che lo ha nelle corde questa caratteristica, ce l'ha, però naturalmente stasera l'ha dimostrata in maniera palese e veemente. Probabilmente la voglia di provare a vincere la partita è andata oltre tutto.
perché sicuramente io non giudico gli avversari perché non è il mio costume, tanto non mi interessa, io faccio un altro lavoro, così pensa il nostro allenatore. Sicuramente la voglia di vincere la partita stasera ha fatto sì che questa squadra vincesse la partita. Il mister non lo dirà mai, ma durante la settimana ha calcato la mano anche su questa voglia di fare le cose, voglia di arrivare. Evidentemente questo ha toccato le corde giuste. Catania è una squadra come un'altra, una squadra molto forte, sicuramente una squadra temibile, ma vi ribadisco, io non devo parlare di cose tecniche, ne parlerò all'allenatore di queste cose. È una squadra che rispettiamo, ci è capitato il Catania, ben contenti che ci sia capitato il Catania, vuol dire che siamo a giocarci la semifinale, no? È una squadra forte, è una squadra forte il Catania, forte, ditemi ancora forte, posso dire, però è una squadra che dobbiamo affrontare. E con questo possiamo dire una cosa che magari fino all'altra settimana nessuno di noi poteva sapere, no? Questa formula che benefici avrebbe realmente portato alle seconde classificate, perché le seconde classificate, nel caso nostro addirittura che abbiamo ottenuto matematicamente secondo posto con una giornata di anticipo, le seconde classificate avevano da 20 a 28 giorni, abbiamo avuto un mese intero, quindi non sapevamo, al di là della qualità del lavoro del mister e dei nostri preparatori, al di là della qualità tecnica e fisica dei nostri calciatori, non sapevamo come potevamo approcciare la gara. Infatti, penso non è un'analisi tecnica, ma dalla gara di mercoledì scorso alla gara di stasera avete visto un altro Siena, perché forse mercoledì inizialmente ha pagato un po' lo scotto non della mancanza di tenuta fisica, ne aveva tanta, di riaccendere, bravissimo ritmo partita, di riaccendere quella scintilla che ha contraddistinto questa squadra durante tutta questa stagione. Insomma, c'è tanto ottimismo, convinzione anche dei propri mezzi in quella di Siena, sia dal punto di vista tecnico con il mister, ma anche dal punto di vista dirigenziale. Abbiamo sentito Dolci che ha in un certo senso rispettato il blasone Catania, ma anche lui è convinto che con la determinazione sicuramente la propria squadra potrà affrontare questa difficile partita, perché indubbiamente è una partita difficile, è una semifinale, insomma chi vince tra andata e ritorno avrà la possibilità giustamente di giocarsi la finale a Pescara. Pescara sembra ancora tanto lontana però, perché comunque insomma passeranno ancora un po' di giorni prima di conoscere il verdetto finale. Tra mercoledì e domenica si concluderà in un certo senso questa suspense, e se Siena è molto ottimista, secondo te Lucarelli come preparerà la squadra proprio già per il ritorno in campo mercoledì? Signore, noi altri certe volte, io ho sentito dire, si critica Lucarelli. A Lucarelli si critica fino a quando il Catania non fa il gol. Quando il Catania vince poi gli danno 7 in pagella, 8. Siamo irrazionali, perché sono di parte nel senso buono. Attenzione, perché tra poco ti faccio una domanda un po' cattiva. Ma No, tatticamente il Catania ti piace? No, io onestamente non ho visto questa squadra ammazza squadre. Ripeto, se così fosse stato, il Catania non era lì a fare questo. Sono d'accordo. E se lo dice un mister dobbiamo anche crederci. Ma non faccio polemica. No, senza polemica. Non discrimino nessuno. Assolutamente, perché... salvo però la dichiarazione di un mister che dice che questa squadra non è un ammazza squadre, credo che sia un po' veritiera. Senza dubbio è verissimo, noi eravamo abituati a un Catania che ammazzava Bologna, Lazio, Roma negli anni 60, oggi a malapena riusciamo a capirne qualcosa, 2 esterni destra, uno a sinistra, uno a centro, quello che avanza, un viaggiante che diventa un grande campione, poi diventa uno piccolo, esce infortunato. Non si capisce più. È vero, però voglio anche ricordare che negli anni 70, primi anni 80, il Catania, quando insomma era in Serie C, la famosa Serie C, gli scontri vari con Lecce, Bari, erano squadre che tatticamente davano veramente impressione di essere delle squadre di grande caratura. Volevo dire proprio questo. È cambiato il calcio indubbiamente, rispettiamo gli anni, rispettiamo giustamente i decenni che sono diversi. Ma se noi analizziamo un attimo proprio... Cioè noi non andavamo in Serie B perché incontravamo un Lecce più forte di noi, io non mi spiego il Bari più forte di noi. Scusa, io non mi spiego una cosa, il Catania
ogni acquisto che faceva era il numero 1 per la Serie C, addirittura gente che venivano dalla categoria superiore. Sì, Formando una squadra di 22 così, cosa doveva succedere in campo? Io non dico l'allenatore è un allenatore che ha le sue idee, ha quello che ha, sfrutta il materiale che hai, perché hai preso un centravanti che era quello che doveva fare Sfracelli e lo tieni in panchina. Sì, certo, siamo sempre là, Certo, e certo. il cucchiaio sa Chiaro, cosa chiaro. mescola. Però quanto ci mancano i nostri Ciceri e Spagnolo Ecco, in questa occasione. mettili. In questa occasione ci mancano tanto. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio, parleremo di Juniores nazionale e anche e soprattutto di calcio femminile. A tra poco. Audio Jungle. L'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la quinta edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 19. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fair. Infoline 336 9207 27. Di nuovo con Penalty Play, chiaramente sottolineiamo il play perché è l'approfondimento della settimana, dal lunedì al venerdì tra le 14.30 e le 15.30. Questa è la settimana conclusiva, dopodiché tutti in vacanza, tutti al mare ad abbronzarsi e soprattutto insomma prepariamo poi la nuova stagione. Ci gusteremo il mondiale senza la nostra nazionale, questa cosa piace tantissimo, ma probabilmente servirà per rifondare la nostra nazionale. Però un'estate senza mondiale italiano, qui i nostri ospiti che i mondiali insomma li hanno seguiti attivamente. Sono distrutto. Sono distrutto anche io. Incrementano i lidi. Infatti, I si lidi, incrementano i lidi. Bravo, sicuro. Allora, parliamo di Juniores, parliamo della squadra del Canicattì Calcio che ha raggiunto la semifinale nazionale, ha già giocato la partita di andata, purtroppo non è andata molto bene per la squadra agrigentina. Abbiamo una fotografia, tra l'altro, insomma, che ci fa capire che questa squadra sicuramente fa parlare di sé ormai da qualche anno. Lo scorso anno ha vinto il titolo regionale, poi si è fermata però al primo turno nel nazionale, mentre invece quest'anno ha proseguito il suo percorso di crescita e siamo sicuri che sicuramente venderà cara la pelle anche nella gara di ritorno. Prima di parlare con il dirigente Fausto Giacchetto proprio del Canicattì, guardiamoci il servizio purtroppo della sconfitta in quel di Roma della squadra del Canicattì. Per l'andata delle semifinali Juniores dilettanti si affrontano al testa il Tor di Quinto ed il Canicattì. Dopo il fischio d'inizio, prima azione che arriva al minuto numero 8 con il Tor di Quinto in avanti, il cross da parte di Acanfora per la testa di Russo, palla sul fondo, poi ancora il Tor di Quinto, qui il cross da parte di Papa.
ci prova Staffa di testa centrale, nessun problema per Di Paola, ancora Tor di Quinto in avanti qui con Libertini, il cross al centro e ancora Staffa che qui da pochi passi non trova la porta con il pallone che termina sul fondo. Si fa vedere il Canicattì al 15esimo, qui l'aggancio da parte di Bellomonte con la parata senza problemi da parte di Carolis. Poi ancora il Canicattì, azione pericolosa questa con Coniglio che da pochi passi mette alto sopra la traversa. Il Tor di Quinto non si fa intimorire e trova però il gol del vantaggio al 28esimo, calcio di punizione di Libertini, colpo di testa dell'indisturbato Sornozza sul secondo palo e gol del vantaggio nel finale del primo tempo. Ancora occasione per il Tor di Quinto, qui con Mattei che mette al centro, ci prova prima Russo, poi Sornozza, alla fine il pallone viene raccolto da Di Paola. Ancora il Tor di Quinto nella finale della prima frazione di gioco, qui con Staffa che si allarga sulla corsia di destra, il numero 4 del Tor di Quinto mette al centro il pallone, Sornozza non trova l'impatto con la sfera, nulla di fatto con l'immagine. Andiamo al secondo tempo ed al sesto arriva il gol del raddoppio, azione sulla corsia di sinistra con Corsetti che mette al centro, l'indisturbato Sornozza di testa mette ancora dentro e il gol del 2-0 della doppietta personale del numero 11 del Tor di Quinto. Al settimo ancora la formazione di Basili qui con Libertini che mette al centro il pallone, poi dopo un batti e ribatti arriva a Papa, il tiro di destro, la respinta di Di Paola che mette in calcio d'angolo. Prova a farsi vedere il Canicattì qualche istante più tardi, qui ci prova il numero 11 Condello, gran tiro e grande risposta da parte di Carolis che mette in calcio d'angolo. Ancora la formazione di casa qui con Libertini che mette al centro il pallone per Acanfora che va contatto con l'estremo difensore del Canicattì, non c'è fallo però secondo il direttore di gara. Ancora Tor di Quinto pericoloso qui con Sornozza che non trova l'impatto con il pallone al 19esimo, poi ancora la formazione di casa sempre in avanti e qui con Acanfora che mette al centro un buon pallone, arriva sulla sfera Mattei che si sistema il pallone e poi con il destro prova a piazzarla sul secondo palo con la sfera che esce sul fondo. Nella finale di partita il Canicattì prova a riaprire il match, qui ci prova Monreale, è entrato nel corso del secondo tempo, palla alta sopra la traversa, ancora il Canicattì qui dopo un calcio di punizione con il pallone che arriva ancora a Condello, palla sulla traversa, nulla di fatto per la formazione ospite. Tor di Quinto nel finale qui con il neoentrato Francioni, lo scambio e poi il tentativo di destro, palla direttamente sul fondo. Nel finale al 49esimo ancora il Canicattì, l'ultima speranza con il pallone che non viene raccolto a tu per tu con l'estremo difensore da Coniglio ed è questa l'ultima azione del match prima del fischio finale del direttore di gara con il Tor di Quinto che batte il Canicattì per 2-0. Una sconfitta che insomma lascia un po' l'amaro in bocca, probabilmente il Canicattì con un golletto dalla sua avrebbe sicuramente affrontato e sicuramente comunque lo stesso affronterà la gara di ritorno con molta intensità. Certo è una partita che si presenta sicuramente molto difficile. Abbiamo al telefono Fausto Giacchetto, dirigente del Canicattì Calcio, sentiamo un po' che umore c'è dopo questa sconfitta a Roma contro il Tor di Quinto. Pronto? Sì, pronto, direttore, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, una sconfitta che, insomma, dalle immagini ci fa capire che un po' di sofferenza c'è stata, nel senso che comunque il Tor di Quinto ha fatto valere probabilmente anche una determinazione maggiore, però dalla sua il Canicattì con qualche golletto che poteva venire nella parte finale avrebbe affrontato e sicuramente affronterà la partita con un animo ancora più convinto. Che partita è stata secondo voi? Allora, premesso che il Canicattì sta affrontando per la prima volta in assoluto una competizione così ad alto livello nazionale, siamo molto orgogliosi e soddisfatti del risultato fin qui raggiunto. Abbiamo per il secondo anno consecutivo vinto il titolo di campione regionale siciliano, juniores, e quest'anno siamo giunti alle semifinali. Abbiamo incontrato il Tor di Quinto, che è una delle scuole calcio più forti d'Italia, da dove sono usciti campioni o comunque professionisti che militano nei campionati di Serie A, certo, di Serie C, quindi un livello molto alto. Devo dire che la partita che abbiamo affrontato è stata una partita molto equilibrata contro una squadra forte e ben organizzata. La differenza è stata nei gol,
Loro sono stati molto bravi e cinici a realizzare le occasioni che hanno avuto. Noi invece, come si è potuto vedere dalle immagini, malgrado abbiamo avuto 3 o 4 occasioni molto importanti, non siamo riusciti a segnare il gol che, come diceva lei bene, ci avrebbe potuto permettere di giocare la partita del ritorno con un po' più di tranquillità. Ma nulla è perduto ancora, eh? Nulla è perduto, perché insomma, i ragazzi saranno molto determinati, vogliosi, perché giocando in casa ci potrebbe anche essere la spinta del pubblico di Canicattì che vi segue tantissimo, so. Infatti noi siamo molto convinti e consapevoli che sabato, giorno 9, alle 16:30 a Canicattì avremo una grande partita e chiediamo il sostegno del nostro pubblico, che sicuramente non farà mancare la sua presenza al Carlotta Fornaro, e faremo di tutto per ribaltare questo risultato, che è un 2-0, un risultato diciamo non impossibile, che Giusto. ci permetterebbe di giocare la finale. Come si sta preparando la squadra? Come si sta preparando la squadra? Insomma, ancora più unita, più compatta. Il mister ha lavorato sulla mente probabilmente dei suoi ragazzi. Noi abbiamo riposato, perché la partita è stata sabato scorso, quindi siamo rientrati domenica da Roma. Ieri i ragazzi hanno osservato una giornata di riposo, la preparazione inizierà oggi pomeriggio e quindi sarà una prima fase di un po' rivedere quello che è stata la partita di sabato scorso, e poi la cosa più importante è che la squadra e tutti i ragazzi devono essere consapevoli che il risultato è un risultato ribaltabile, un risultato che può essere ribaltato. Questa è la convinzione più importante che il mister Luigi Giordano dovrà impartire ai nostri ragazzi. Bene, noi siamo convinti che faremo una grande partita. Ne siamo pienamente convinti pure noi, anche perché portate in alto appunto anche l'orgoglio siciliano per una squadra che in questo momento rappresenta insomma in un campionato nazionale la nostra bella Sicilia. Bene, allora io ringrazio Fausto Giacchetto, un in bocca al lupo, incrociamo le dita, vi siamo vicini con il cuore e con l'anima tutta siciliana. Grazie a lei direttore, buon pomeriggio e saluti ai telespettatori. Grazie ancora. Fausto Giacchetto, vicepresidente del Canicattì Calcio. Siamo dell'idea che è un risultato ribaltabile, no? Insomma, sono dei ragazzi, quindi l'energia, Armando, insomma, sicuramente si può ribaltare. Non solo l'energia, anche fra loro ne parleranno e saranno, come hai detto tu, l'orgoglio siciliano di essere siciliani. Penso che andrà avanti per questo la squadra. Ottimismo. Tu invece cosa ne pensi, Salvo? Tu io insomma, leggi molto l'atteggiamento mentale dei ragazzi nei settori giovanili. Ma intanto dobbiamo dire che Tor di Quinto è una delle migliori società d'Italia, non di Roma, d'Italia. Punto secondo, dobbiamo dire che Roma cambia a disposizione 3 allenatori, 4 medici, c'ha tutto a disposizione, e specialmente Tor di Quinto. Io a Sette Camini, una piccola frazione di Roma Nord, avevano 3 campi, pizzeria, ristorante, bar e 500 persone che guardavano le partite. Sette Camini. Stiamo parlando di altre cose. Ma il Canicattì ce la farà, ne sono sicuro. Bene, sono contento che anche tu insomma sei di questa idea. Voglio parlare di calcio femminile, abbiamo anche delle immagini di sottofondo. E allora, che campionato è stato quello vostro di quest'anno, Armando? Arrivati secondi, hai un'idea ben precisa di quanto questa squadra può migliorarsi ancora? I margini di miglioramento sono su tutte le categorie. Il calcio femminile è un calcio a sé, nel senso che tu devi mettere in primo piano la donna e la calciatrice, cioè rispetti la donna e avrai la calciatrice. Cioè camminano di pari passo. Certo, e poi la calciatrice deve essere non tutelata, gli devi fare capire che gioca a calcio per divertirsi, per arrivare a uno scopo, certo, e soprattutto metterci quella umiltà e la serietà che io, grazie a Dio, ho cresciuto questo gruppo
ogni Adesso, anno... questo è il quarto anno che sei con loro. Il quarto anno che sono con Perché loro. insomma le ragazze loro... amano fare gruppo e seguire anche un pochettino i dettami del proprio allenatore, non soltanto per un anno. No, ma noi, cioè, è tutto, diciamo, un connubio diverso. C'è la serietà del campo e c'è l'allegria fuori campo. Mi permetto di essere un pochettino presuntuoso nel dire che il rispetto viene portato. Ma sei buttato qua, sei buttato. Sì, sei buttata. E noi lo portiamo in ugual misura. Ecco perché le ragazze non hanno invidia. E questa è una bella atmosfera, indubbiamente. Fino a quando avrò questa fortuna Giusto. e vorrò continuare, perché non è facile. Vedo che il calcio femminile, da queste immagini, insomma, anche lui gioca purtroppo in strutture un po' fatiscenti. Come potete ben vedere, insomma, un terreno di gioco a dir poco, tra la piscina. Dove siamo esattamente? Vicino Marsala, se non sbaglio. Sì, questo vicino, ma il campo del Marsala è un bel campo. Infatti, sicuramente. Tribune, campo in erba. Sì, Voi come squadra giocate ad Aciriale? No, noi abbiamo avuto delle diversità diciamo organizzative fra la società dell'Aci Sant'Antonio, la nostra società, per cui siamo stati costretti quest'anno a giocare, grazie al comune di San Gregorio, a giocare a San Gregorio. Anche terreno accettabile. Certo, una struttura, diciamo, non eccelle. Però meglio averla che non averla. Bravo. Anche perché adesso ti voglio fare vedere invece altre immagini sul calcio femminile, per esempio la scuola calcio della Samp, perché adesso molte società di Serie A si stanno avvicinando ancora di più al calcio femminile e cercano di abbinare anche e soprattutto il marchio della società nazionale ad uno sport che comunque, che dir se ne voglia, ancora in crescita. È una cosa molto importante, perché quest'anno dovrebbero essere tutte le società di un certo livello professioniste. La Juventus, tra l'altro, appunto, con la propria squadra è diventata... Anche il Brescia c'è una bella... C'è anche il Brescia, ma tutte le squadre di lì sopra hanno le strutture. Qua come fai tu una scuola calcio? Hai problemi in questo senso, hai problemi perché le strutture sono limitate. Certo, anche noi. Anche perché credo che comunque anche le ragazze hanno esigenze un po' diverse rispetto agli uomini, o sbaglio? No, l'esigenza, ormai quel tabù che c'era una volta, finito. Ora tu vedi anche le famiglie, il papà, le mamme che accompagnano le ragazze, si vengono a vedere le partite, cioè non c'è più quel... Anche perché, ti ripeto, ci sono anche società come la nostra. Io ho avuto la fortuna di avere ragazze universitarie, impiegate. L'orario è quello che ci frega, perché l'orario non puoi fare il professionista. Chiaro. Bene, ritorniamo invece adesso a parlare degli allievi, perché la scorsa settimana, e qui insomma abbiamo avuto testimone anche di questo incontro, la Ragazzini Generali Giovanissimi ha vinto il titolo provinciale. Salutiamo e ringraziamo come al solito il presidente Angelo Bellavia e vi vogliamo far vedere questa bellissima partita contro il Ciclope Bronte, vinta dalla squadra appunto del presidente Bellavia. Ragazzini generali che si preparano adesso ad affrontare la prossima stagione, un campionato sicuramente molto più impegnativo, che è chiaramente quello dei giovanissimi regionali. Guardiamoci questa bella vittoria con relativa anche premiazione alla presenza di Teresa Chiara, che è la delegata del comitato provinciale della FIGC di Catania. Al buon aiuto somma si alza il sipario sull'ultimo atto del campionato giovanissimi provinciali, la finale tra Ragazzini Generali e Bronte. Un match particolarmente atteso tra due compagini che hanno dominato i rispettivi gironi durante la stagione, concludendo in testa. Ai playoff Ragazzini Generali ha superato nella seconda fase Acireale, aggiudicandosi il triangolare valevole per la semifinale con Audax Poerio e Real Calcio Paragonia. Bronte invece si è imposto inizialmente sul Castiglione di Sicilia, superando nel triangolare Junior Belpasso e Real Mister Bianco. Nell'atteso match conclusivo, Ragazzini Generali guidati da Mister Calvaruso si presentano con l'11 visto nelle precedenti uscite e il call rodato 4-3-3.
Guastella in porta, Rizzuto, Squillaci, Cucinotte e Randis sulla linea difensiva, a centrocampo Cucuzza in cabina di regia con Bellavia e Cutore, in attacco largo al tridente composto da Indaco, Magri e Abate. Risponde Bronte, allenato da mister Riccardo Saitta, con un 4-4-2, Meli in porta, in difesa D'Aquino Silvio, Macula, Ciraldo e Susinna, a centrocampo Proto, destro, Russo e Spitaleri, in avanti D'Aquino, Andrea e Lembo. Dirige il signor Scirè della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Tosto e Pappalardo. Avvio di gara piuttosto intraprendente per Ragazzini Generali, che viola la canonica fase di studio portandosi in avanti a più riprese con Indaco e Abate. A partire dal 10° la partita inizia a decollare. Una punizione velleitaria di Randis all'altezza del cerchio di centrocampo rischia di sorprendere Meli in controtempo, ma non c'entra alla porta. All'11° minuto Bronte prova ad imbastire la manovra con Guastella bravo a neutralizzare il lancio in pianaria di destro. Un minuto dopo, prima vera occasione del match. Rizzuto anticipa l'avversario, la sfera giunge sui piedi di Indaco che lancia con un perfetto lob Magri, la cui conclusione viene respinta da Meli in uscita. Sugli sviluppi del successivo angolo battuto da Cucuzza, Randis rimette il pallone al centro propiziando il colpo di testa di Indaco, puntualmente intercettato da Meli. Al minuto 18 Cutore smista la palla verso Indaco, il numero 7 si esibisce in un ottimo stop a seguire ed entra in aria, tenta la conclusione trovando la respinta del portiere avversario. Lo stesso Indaco prova a rendersi nuovamente pericoloso su corner di Cutore, ma stavolta il tiro è debole. Al 21° Bronte suona la carica col lancio di Susinna spizzato da Lembo verso la corrente d'Aquino, la punta entra in aria trovando l'opposizione di Guastella in prima battuta e successivamente concludendo a lato. Risponde 2 minuti più tardi i Ragazzini Generali con una percussione di Bellavia che cerca l'appoggio di Abate ed entra in area di rigore prima di subire il tackle di Macula giudicato regolare dal direttore di gara. 4 minuti dopo la mezzala dà ancora una volta saggio delle proprie capacità, rubando la sfera nella propria area e portandosi fino al cerchio di centrocampo, salvo poi lanciare in profondità Indaco. Anche in questo caso però la conclusione della punta è flebile e sfila al lato. È l'ultima occasione di rilievo prima del fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. A ritorno in campo Ragazzini Generali sostituisce Magri con Leotta che si colloca sulla fascia sinistra. L'avvicendamento comporta una variazione tattica nel tridente con mister Calvaruso che opta per lo spostamento di Indaco al centro dell'attacco e di Abate sulla destra, pressoché inalterato lo scacchiere tattico del Bronte. L'avvio della ripresa è contrassegnato da un'iniziativa insidiosa del Bronte. Dopo appena un minuto Spitaleri e Susinna dialogano sull'out sinistro, ne consegue un cross preciso che Lembo non riesce a girare nel 7. Lo stesso Lembo torna nuovamente protagonista al quinto su punizione di Susinna, ma anche in questo caso la conclusione non riesce a centrare la porta. Altra mossa tattica per mister Calvaruso al 14° con Rapisarda che subentra da Abate. Il neoentrato si posiziona a centrocampo con l'avanzamento di Bellavia nel tridente offensivo. Al 16° l'episodio che cambia il corso della gara. Sull'angolo battuto da Cutore, Leotta è rapido ad addomesticare il traversone e a girare in rete di prima intenzione portando in vantaggio Ragazzini Generali. Prima rete per la punta ai playoff, recuperati in extremis per la fase finale del campionato dopo un mese di stop per infortunio. Rivediamo la splendida rete di Leotta che mette in mostra uno spiccato senso del gol e delle movenze da rapace d'area di rigore. Ragazzini Generali potrebbe raddoppiare al 19°, il campanile di Cucuzza verso l'area di rigore si rivela più insidioso del previsto e giunge a Bellavia che però trova l'opposizione di Meli. La seconda rete della squadra allenata da Calvaruso si materializza al 23°. Sul lancio di Rizzuto si avventa Indaco che supera di potenza l'avversario, salta 2 uomini, frena improvvisamente e piazza di giustezza il tiro che vale il 2-0. 36° gol stagionale per la punta di Ragazzini Generali che si conferma uomo della provvidenza nelle gare che contano dopo la tripletta Real Calcio Palagonia nel match decisivo della semifinale. Rivediamo il gol di Indaco che è un vero e proprio saggio del repertorio del calciatore, potenza, tecnica e freddezza alla base della rete siglata dal numero 7 di Ragazzini Generali. Il raddoppio traghetta la partita verso una fase priva di particolari emozioni. In chiusura altra occasione ghiotta per Ragazzini Generali, Bellavia arpiona il pallone e si spinge nell'area avversaria, la conclusione però è fuori misura. Ed è l'ultimo episodio di rilievo della partita. Al 40° il triplice fischio del direttore di gara sancisce l'affermazione dei giovanissimi di Ragazzini Generali che si laureano campioni provinciali della stagione 2017-2018.
Davvero una bella soddisfazione per il presidente Angelo Bellavia e per i mister Giuseppe Magri e Alberto Incatasciato, che hanno visto crescere negli anni un gruppo affiatato dentro e fuori dal campo e che ha portato avanti i valori comportamentali ed i dettami tecnici della società sino all'affermazione nella finale di campionato. Stagione straordinaria per il gruppo allenato da Giuseppe Calvaruso, capace di concludere l'annata senza sconfitte, archiviata la regular season con 16 vittorie e 2 pareggi in 18 partite, con 159 reti fatte e 8 subite. I giovanissimi hanno disputato ad alti livelli anche i play-off fino alla finalissima decisa per l'appunto dalle reti di Leotta ed Indaco contro un Bronte mai domo, ma soprattutto capace di una buona prestazione e di grande fair play. Particolarmente emozionante la consegna della Coppa in presenza della presidentessa della FIGC provinciale Teresa Chiara, in cui il capitano del Bronte premia capitano Alberto Magri in un gesto carico di grande valore simbolico che riconduce idealmente il calcio all'alveo primario del movimento giovanile, in cui correttezza, rispetto dell'avversario, fratellanza e sano divertimento rappresentano i valori fondanti su cui puntare ed investire, anche perché, citando Pelé, il calcio è musica, danza ed armonia e non c'è niente di più allegro di una sfera che rimbalza. Complimenti alla squadra dei ragazzini generali che a distanza di una settimana insomma, abbiamo voluto riproporre questa bella vittoria contro il Ciclope Bronte per quanto riguarda appunto la categoria dei giovanissimi provinciali. Parliamo adesso invece degli allievi regionali, parliamo del Calcio Sicilia, squadra palermitana che ha già disputato la prima partita della fase nazionale e ha pareggiato contro la Virtus Avigliano 1-1, tra poco vedremo anche il servizio. A questo punto la squadra palermitana è attesa nello scontro finale contro la squadra calabrese Forza Ragazzi di Rino Gattuso, tenendo presente che la squadra calabrese ha già vinto contro la Virtus Avigliano. Per la squadra palermitana c'è solo un risultato, la vittoria per il passaggio e per il proseguimento nella fase nazionale. Guardiamoci il servizio, partita che si è conclusa in parità. La beffa arriva all'ultimo giro di lancette ed è firmata da Gerardo Pio Lavano, che trasforma in oro una punizione dal limite dell'area. Il Calcio Sicilia deve accontentarsi di un pareggio che sta stretto, ma non può far altro che recriminare per le tante, troppe occasioni da gol fallite soprattutto nella ripresa. Con la Virtus Avigliano, campione di Basilicata, è finita 1-1 nell'assolato e caldissimo pomeriggio al centro sportivo Pietro Pisani. Il pareggio sta stretto alla squadra di Matteo Di Fiore, ma il risultato comunque non compromette la rincorsa alla qualificazione alla fase nazionale. Per tagliare per il secondo anno consecutivo il traguardo dell'accesso tra i big del calcio giovanile italiano bisognerà però vincere domenica prossima in Calabria contro la scuola calcio Forza Ragazzi di Rino Gattuso, prima nel mini raggruppamento a quota 3 punti davanti a Calcio Sicilia e Virtus Avigliano con un punto. Dopo 2 giornate di squalifica è tornato Alfano, al quale Di Fiore ha preferito inizialmente il mattatore della finale regionale, ovvero Massaro. Il tema tattico del primo tempo è stato lineare: Calcio Sicilia a fare la partita e squadra granata della Virtus Avigliano attenta a chiudere ogni varco. Al 16° la formazione dei presidenti Zito e Manno fa le prove generali al gol. Un errato disimpegno della difesa ospite consente a Massaro di avere tra i piedi la più ghiotta delle occasioni, ma il bomber fallisce l'opportunità. Al 35° cambia il risultato. Di Pisa fa tutto bene sulla destra e crossa un pallone che buffa di testa spedisce in rete. 1-0 e tutti a riposo con la testa già alla ripresa. Una ripresa caratterizzata dal gran caldo e dalle numerose occasioni fallite da una parte e dall'altra. Sì, anche dall'altra, perché la Virtus Avigliano lascia negli spogliatoi l'atteggiamento remissivo e ribatte colpo su colpo. Le occasioni fioccano, ma quando sembrava che il punteggio non si volesse schiodare dall'1-0 è arrivata la punizione dal limite di Lavano, che con un tiro rasoterra ha battuto piazza 1-1. La Virtus Avigliano esce di scena a testa alta e il Calcio Sicilia è già proiettato alla partita decisiva di domenica prossima in Calabria.
Si giocherà in Calabria, sarà una partita molto impegnativa, ma c'è molta fiducia nell'ambiente palermitano, perché credo, salvo che abbiano i mezzi, sia per quanto riguarda i giovanissimi nazionali e gli allievi nazionali, di poter ben figurare. Beh, senza dubbio, ormai Calcio Sicilia ci ha abituato a tante bellissime imprese, potrebbero vincere anche in Calabria. Beh, noi siamo anche ottimisti perché insomma la tradizione in questo momento del Calcio Sicilia è dalla sua, sappiamo benissimo quanti tecnici lavorano in questa scuola calcio e siamo sicuri che il lavoro alla fine paga. Beh, ottimismo. Questo sicuramente ottimismo, però tu sai bene che nel calcio può succedere di tutto. Può succedere perché di tutto. Giocare in Calabria non sarà facile. È Poi, vero. avendo saputo che Rino Gattuso è il dirigente, il proprietario di questa società, chissà come saranno caricati a 1000. Assolutamente. Beh, vedremo cosa succederà, incrociamo le dita e tifiamo chiaramente Calcio Sicilia Palermo. Siamo giunti alla conclusione della puntata odierna. Allora, per salutare Armando Drago, cosa devo dire? Calcio femminile, la prossima stagione rimani o non rimani? Prima domanda. Non dipende da me. Dipende dalla società. Dipende dalla società. E la seconda domanda è: cosa preferisci? Sposare un progetto in evoluzione, quindi magari che so un'eccellenza o una Serie B, oppure alla fine anche accontentarsi di ritornare a fare la Serie C? Vabbè, questo il secondo non è un progetto, ma è un adattarsi anche per quanto riguarda le atlete e via. L'altro progetto è più impegnativo, l'esperienza non mi manca, devo avere la fiducia del Presidente, se Certo. se il Presidente ha altre alternative o altre prospettive, un bocca al lupo al Presidente. Assolutamente. Allora noi ti auguriamo il nostro in bocca al lupo, Grazie. perché chiaramente insomma Crepi. siamo dell'idea che Armando Drago nel calcio femminile ormai da tantissimo tempo è sicuramente un punto di riferimento sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista morale, Diciamo- e soprattutto solo lui ci può lottare con le ragazze. Diciamo che consentimi. non sono secondo a nessuno. Infatti. Allora, intanto buon riposo per la stagione Grazie, estiva grazie. e poi un buon lavoro per quello che verrà successivamente. Invece io saluto e congedo anche la presenza di Salvo Pappalardo qui all'interno di Penalty Play, perché oggi martedì, ultima puntata del martedì della stagione, insomma ci permette di congedarci da queste tue belle storie che ci hai raccontato di un calcio del passato e non solo. Io ti ringrazio per la tua gentilezza, per la tua cortesia, ti ringrazio anche per la tua cultura specialistica proprio come regia, come televisione, come tutto. Sei stato eccezionale. Grazie e arrivederci al prossimo anno. Al prossimo anno. Grazie a Salvo Pappalardo. Noi ci vedremo domani, come al solito a partire dalle 14:30, anche se domani alle 14:30 ci sarà una puntata speciale dedicata alle elezioni che si svolgeranno in Sicilia, in modo particolare all'elezione comunale del comune di San Gregorio di Catania. Subito dopo la trasmissione Politicamente Originali, intorno alle 14:50, ritorneremo in pista per la consueta puntata di Penalty Play. A domani. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.